In una giornata di ottobre così tiepida, così calda, volevamo venire al mare, però andare in spiaggia non è il mese ideale. Però Lorenzo ha scoperto un itinerario un po' alternativo e adesso andremo a scoprire un angolo di grado un po' insolito, un po' particolare, e siamo anche vestiti in maniera particolare perché avete mai visto andare a grado con gli scarponi? Però in previsione di fango o quant'altro li abbiamo messi. Andiamo! Ricordatevi, il punto dove noi abbiamo parcheggiato è il parcheggio di Via Liguria. Indovinate cos'è quell'isolotto laggiù? È l'isola di Barbana, la riconoscete? Guardate che bene che si vede. Qua c'è un silenzio incredibile, si sente solo ogni tanto qualche fruscio di qualche uccello che passa e addirittura prima da una fronda è uscito improvvisamente un grosso fagiano. Incredibile. Non faremo mai cacciatori, anche perché non ci interesserebbe minimamente farlo. Comunque abbiamo visto aironi, per il momento fagiani e adesso Anatre. anatre. Comunque siamo anche vicino alla riserva dell'isola della Cona, della Canavata. Questo è È come si può proprio è dire? casa loro. È casa loro. Andiamo. Percorso così studiato casualmente, e invece si sta rilevando una meraviglia, no Simo? Sì, veramente. Bello il foliage in montagna, ma direi che anche il cannetto ha il suo perché. Qua vediamo un tubo, probabilmente serviva a collegare un bacino con l'altro, no Simo? Esatto, esatto. Quindi anche alle spalle di Lorenzo, che poi magari vi inquadrerà, ci sono tutta una serie di canali con degli isolotti fra uno e l'altro, verosimilmente ai fini della pesca. Adesso l'inquadro, aspetta che mi giro e l'inquadriamo così tutti sono partecipi di questo bel percorso. Veramente molto bello. Avete mai visto la gabbianella e il gatto, il cartone ispirato al bellissimo libro di Sepulveda? O se no, il gabbiano Jonathan. Io ho la gabbiano Simo che fa così per far ridere la piccola. Simo, una cartolina, no? Assolutamente sì, assolutamente sì. Che Adesso siamo dietro all'isola di Barbana, vedete? Quindi stiamo facendo questo giro ad anello e chissà cosa riserva, perché ci andiamo un po' alla riserva. scoperta. Per il momento Esatto. siamo sull'argine e fra un po' dovrebbe cambiare il tipo di strada. Beh, andiamo a vedere. Vediamo, vediamo. Finora abbiamo percorso circa 4 km lungo questo argine e adesso ci troviamo qui alle mie spalle, vedete la valle di Panera e il canale qua sotto è il canale di Primero. Là dietro, vedete, Lorenzo adesso ve lo inquadrerà, si vede il Carso, quindi insomma a linea d'aria non siamo molto distanti da là. C'è un po' di foschia, ma si riesce a intravedere. Ecco qua, c'è anche la torre dell'aeroporto di Ronchi. Simo, giustamente siamo con una piccolina. Tu hai l'acqua, abbiamo il Sì. cappellino. Ogni tanto bisogna anche dar da bere alla piccola e riparare la testina dal sole, mi raccomando. Scegliere anche l'ora giusta, perché è giusto anche dirlo a tutti noi, Sì. sono le 4 adesso del pomeriggio, quindi è un'ora adattissima Per i piccolini e anche per noi, direi, perché adesso si sta veramente bene. E dopo il cannetto, cosa ci aspettiamo di vedere secondo voi? Un altro tipo di vegetazione, altri paesaggi? E invece, sorpresa, un campo da golf. Voilà! Ah, proprio questo non ce l'aspettavamo, eh? Wow wow. Wow wow. Wow 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 wow. Neanche il cambio di berrettino. Oddio, 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 oddio. Sei una pagliassa così. Adesso vi mostro l'effetto wow. Dan 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 dan.
Dopo aver costeggiato il golf club e un tratto di laguna, a un certo punto arriverete alla statale, però solo, praticamente dovete solo attraversarla, non dovete assolutamente percorrerla. E adesso andiamo a vedere l'altro tratto del sentiero, Quindi andiamo dalla laguna al mare, verso il mare. Non ci mancherà niente oggi. Guardate un po' dove siamo sbucati, che meraviglia! Incredibile. Il mare! Il mare Oggi laguna, sterrato, e mare. Ci manca la parte storica forse. Magari dopo, alla fine. Beh, perché no? La parte storica di Grado è sempre bellissima. Sì, sì. Questa parte di Grado veramente ci ha stupito, non immaginavamo ci potesse essere. Infatti adesso stiamo andando appunto verso Grado Pineta per ricollegarci al punto di partenza. E come vedete qua c'è una piccola pedana che se volete appunto utilizzare potete andare a toccare il mare. Siamo proprio adesso a Grado Pineta, stiamo attraversando le strade e guardate che angolino particolare abbiamo trovato qua, una sedia con questa scritta molto particolare e che dire, quando si gira veramente si scopre sempre cose meravigliose e magnifiche. E dopo aver attraversato Grado Pineta, adesso imbocchiamo la ciclabile che ci porterà verso l'auto. Ci mancheranno ancora un 2-3 km penso, quindi possiamo dire di aver, come dire, attraversato qualsiasi tipo di paesaggio oggi. Adesso la strada. Simo, manca poco, siamo arrivati. Molto bene, molto bene. Siamo rientrati praticamente alla base dove abbiamo lasciato la macchina e alla fine abbiamo percorso circa 10 km e ci abbiamo impiegato più o meno 2 ore e mezza. Come avete visto il dislivello è praticamente nullo. Siamo al mare. Appunto. Volevo specificare che non c'è fatica assolutamente e quindi oggi abbiamo appunto intrapreso un percorso un po' diverso dal solito. Mi raccomando, se vi piacciono i nostri percorsi mettete mi piace e iscrivetevi al nostro canale. E alla prossima Puntata, no, camminata. Ciao, buona serata.